Se oggettivamente i numeri hanno assegnato la vittoria a Nicola Pettenuzzo, che da domenica è il nuovo segretario provinciale della Lega Padovana, la fotografia che emerge è di un carroccio spaccato a metà. Pettenuzzo, infatti, ha vinto 419 a 390, quindi con soli 29 voti di differenza da Michele Giraldo, candidato dell'ultima ora, sostenuto dagli amministratori regionali e dallo stesso Fabrizio Boron, che insieme a Michele Rettore ha fatto un passo indietro per convergere sulla candidatura unica di Giraldo. Un risultato, quello del sindaco di Brugine, che ha il sapore di una vittoria. Fabrizio Boron, come Roberto Marcato e l'europarlamentare Tony Darè, infatti, puntano il dito su una cinquantina di nuovi iscritti che si sono presentati a votare domenica allo Sheraton. E considerando che il congresso è stato un po' viziato, le liste non ci sono state fornite, è stato convocato la domenica prima di Natale avvertendoci 7 giorni prima. Sono stati fatti militanti anche nell'ultima settimana pre-congressuale, 50 militanti nuovi. Hanno organizzato il tutto senza coinvolgere ovviamente anche noi. Quindi di fronte a tutto questo 29 voti sono niente. Anzi, secondo me il vero vincitore è Michele Giraldo, che ha dimostrato come la base, i militanti, come c'è voglia di reazione di fronte a un partito, a un movimento che ormai si è seduto solo nella spartizione delle sedie. Se l'ala dei parlamentari guidata dal commissario regionale Stefani e dai sottosegretari Massimo Bitonci e Andrea Ostellari parla ora di ripartenza della Lega che deve essere unita, gli umori e le tensioni percepite domenica allo Sheraton durante il congresso mostrano profonde rotture tra le due fazioni. La vera divisione è stata creata nella gestione del partito degli ultimi 3 anni, dove poche persone sedute dentro a un ufficio hanno deciso vita e morte di qualsiasi cosa che riguardasse la Lega. La resa dei conti è attesa con il congresso che tra 2 mesi eleggerà il nuovo segretario veneto, una sfida ancora aperta, visto che domenica sono stati eletti delegati anche qui esattamente divisi a metà, 50 filoparlamentari, 45 della base. Oggi c'è la necessità di continuare assieme, di dare forza al partito. Io è questo che dico al nuovo segretario e al nuovo direttivo eletto. Lì dentro si fanno le scelte. Chi riceve ordini e applica ordini solo perché gli arriva una telefonata romana sappia che metterà ovviamente a rischio l'esistenza stessa del partito.